parola a Moreno Teso, che tutti noi conosciamo, per fare l'intervento conclusivo. Grazie. Sì, grazie. Io partirei da quel manifesto che ci ho messo quasi un mese a farlo, quel manifesto, no? Quello che vedete dove ci sono tutti quei ritagli di Italia. Quello è il manifesto che penso dia sostanza alla nostra associazione, penso che racchiuda in sé quello che è l'associazione dei 300. Vedete, quel manifesto, se poi lo vedete bene, no, al di là di Borsellino, di Falcone, degli eroi dei nostri tempi, dei Parà, della Folgore, dei carabinieri, della polizia, ricorda la nostra tradizione, le nostre città, il nostro essere, ricorda anche quelli che hanno combattuto e non sono mai stati riconosciuti. Dentro quel manifesto, a più riprese, c'è un uomo che ha onorato l'Italia fino alla fine, combattendo, dicono, dalla parte sbagliata, però ha combattuto per l'Italia e si chiama Borghese. E perché l'abbiamo messo? Non perché siamo nostalgici, perché vogliamo riportare l'Italia come dovrebbe essere un paese civile, dove chi ha dato la vita, chi ha combattuto per le proprie idee, anche se sbagliate, merita comunque l'onore di essere ricordato. Perché vedete, nella zona est, soprattutto in Friuli, no, questo uomo e questi ragazzi hanno sacrificato la loro vita per difendere tutti gli italiani, chi combatteva da una parte e chi combatteva dall'altra, contro i partigiani, i titini, i famosi titini. Ecco, quello è l'espressione vera, autentica della nostra associazione, cioè capire chi siamo, capire dove vogliamo arrivare, esempi positivi, l'Italia. È l'altro grande manifesto che abbiamo fatto, no? Dove c'è l'altare della patria con le frecce tricolori. Ecco, questo è un altro richiamo forte a questi valori. Perché se noi non partiamo dalle radici, se noi non partiamo da quello che siamo, se noi non partiamo dalla nostra tradizione, non c'è futuro per l'Italia. E qua nasce la nostra associazione. Quando, a viso aperto, abbiamo sfidato la Lega, ad esempio, sulle ronde. Quando vi ricordate che abbiamo fatto quel manifesto, grazie ai ragazzi, da Roma a Gorgo e Monticano, la vera sicurezza siete voi. E c'erano le foto dei nostri carabinieri, dei nostri poliziotti della Guardia di Finanza. Nel momento in cui imperava la demagogia, nel momento in cui il governo licenziava il pacchetto sicurezza e dava la possibilità di costituire queste fantomatiche ronde. Allora noi, con forza, già allora abbiamo detto, quando tutti i nostri stavano zitti, no, la sicurezza la dà lo Stato. Se non c'è lo Stato non c'è l'Italia, non c'è la nazione, non c'è la patria. La sicurezza non si delega ai privati, non si delega ai partiti, la sicurezza la deve dare lo Stato. Questa è la carta vincente, riportare lo Stato al centro, riportare gli italiani al centro del processo politico, non emarginarli dicendo che non funziona niente. Non mettendo in discussione tutto, l'inno d'Italia, la bandiera. Perché un'unica bandiera? Perché non esiste un'altra bandiera in Italia e questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo tutti i giorni. Perché la difesa dell'inno italiano? Perché il nostro inno da 150 anni, quello è il nostro inno. E là si sono formate e si è formata l'Italia attraverso anche queste manifestazioni, questi esempi, questi simboli. È come volessimo togliere il piave dalla nostra cultura, è come volessimo togliere
dalla nostra cultura qualcosa che ci appartiene da poco tempo, allora ben venga l'associazione culturale, perché questo noi vogliamo essere, un contributo positivo dentro il PDL, non un contributo negativo, non una negatività che si contrappone a qualcosa che non so, che non ci piace. Ci deve essere il confronto, cioè noi vogliamo alzare, no, degli steccati alti, grandi, se necessario, invalicabili, perché ci sono valori che non sono negoziabili. Non intendiamo negoziare assolutamente con nessun partito, sia alleato o no, l'unità della patria. Non intendiamo negoziare con nessun partito, sia alleato o no, che si cambi la bandiera. Non vogliamo negoziare sui valori essenziali, e lo devono capire gli amici della Lega, come lo devono capire gli uomini del PDL, perché altrimenti c'è una deriva demagogica che ci travolge tutti, perché se parliamo sempre alla pancia della gente, non parliamo mai alla testa della gente, e se non diamo indicazioni positive, se non diamo valori positivi, saremo travolti. Saremo travolti. Quando Bertone, no, che il capo della CEI, dice attenzione, in Italia c'è un pericolo di deriva, l'Italia è in pericolo, denuncia qualcosa. Guardate che la Chiesa non parla mai per niente, io sono cattolico, non la pratico molto, però quando lanciano questi messaggi significa che c'è qualcosa, significa che noi stiamo perdendo completamente la nostra identità, la nostra coesione, la nostra socialità. È pericoloso questo. Noi non dobbiamo rintanarci dentro il fortino e dal fortino mettere fuori le armi e sparare a tutto quello che passa e si muove. Noi dobbiamo affrontare le novità e il mondo sicuri, fermi sulle nostre posizioni, che sono i nostri valori. E allora ben vengano le associazioni culturali. Ha fatto bene Silvestrini a farlo. Magari ce ne fossero ancora, confrontiamoci, portiamole avanti le discussioni, perché devono aver paura di un'associazione culturale? Qual è il problema? Se ci aiuta a crescere, perché no? Se aiuta il dibattito, perché no?